Sto pronto, Angelo? Pronto? Tacca banda. E la strada delle chiappere è la plena strada per... La vendemmia salutata dalle note di Angelo e della confraternita dei nostalgici del Tabar di Sant'Antonio Abate. Siamo da Sparetto di Cerea, nel podere dell'agriturismo La Cubana, perché questa è un'anteprima, non è proprio una vendemmia, è un'anteprima di quello che vedrete a Isola della Scala. Ma andiamo con ordine. Dov'è lo Fabrizio? Fabrizio! Ciao Stefano! Qua si fa sempre Ciao. festa, mi pare. No, qua lavoreremo, no festa. Perché siamo qua che chiediamo una mano a Roberto, ho detto dai, si intende della confraternita, dai che vieni dare una mano di staccare il clinto praticamente. Eccolo, è il clinto, fammelo vedere bene, dai. Guardalo qua. Perché il clinto Mauro, fatto, lei è la fine del mondo, dolzo che è la fine del mondo. Questa è la vegna che gara nelle cantine, nelle case di una volta, case di campagna. Sì, non era mia, altre, questa qua ne mindrio, basta guardare le vegne, le che ne ha di anni, ecco. E dopo bisogna che maccia. Questo qua, guarda, te fa vedere, guarda, vedi che roba, guarda che roba, vedi tu? E che la fa la maccia nera, allora è giusto per distaccarlo. Questa è la delizia di qui che dopo lava i vestiti. Lì le donne le seconde dopo, sì, le seconde. Allora, quella che stiamo facendo è una simulazione, ma neanche tanto simulazione, è una raccolta vera e propria, perché l'uva poi sarà quella che verrà usata a Isola della Scala, ma ci arriviamo tra poco. Adesso il clinto è una coltura che viene usata soltanto a scopo ornamentale o poco più, perché si sa che la commercializzazione che ne resta poca ormai, perché subentra altre varietà che le produce di più, ma una volta era questa perché lei è molto resistente anche per la zona, per la terra sabbiosa, non ha mai problemi di siccità eccetera. Certo, io ricordo ancora le frasche che coprivano anche l'uscio di casa, no? Sì, era un classico. Sì, allora che metteva o il veron, cosiddetto veron, quel bianco diciamo, ecco. O moscato tanti anche che metteva, sì. Io so che quello che stiamo facendo adesso serve per imbastire uno spettacolo che faremo insieme a Fabrizio e alla sua confraternita a Isola della Scala, però questa è soltanto una parte, la raccolta della materia prima. Adesso so che avevo da andare da Luciano però. Sì, dopo andiamo a vedere dall'altra parte, perché è tutto un insieme di cose per arrivare a Isola Scala perché è tutto completo. Perché se questo è uno spettacolo, sotto la frasca, sotto la vigna, di là c'è un altro. Andiamo da Luciano. Certo che andiamo da Luciano. Sì, dai. Aspetta un attimo però. Roberto, una domanda, ma ti sti qua li paghi ottimo ore perché hai un'anda perché... Ma no Stefano, questi le persone che conosco benissimo, io qua in amicizia, visto che insomma sono qua vicini e... La roba più bella. Ecco sì, appunto, cerchiamo di... loro gli contenti di darmi una mano e mi sono contento che sia qua perché è un bel gruppo... E che te catta su a gratis. Sì, e che alla fine ne beneficio. Andiamo da Luciano. Sì, dai, andiamo, dai. Grazie Roberto. Ciao. Andiamo. Grazie. Vediamo qua. Hai visto Stefano? Fabrizio, guardate ragazzi, hai visto che capolavoro? E questo è quello che porterete a Isola della Scala? Sì, che faremo lui. Quindi praticamente come una volta delle fanciulle che vanno di sopra. Sì. Di quanto torniamo indietro? Qua fine 800 già le usava perché non era mia i macchinari, non era mia il progresso. E anche le dimensioni, ne metteremo su delle bottiglie qua. Speriamo. Perché... E voi questo spettacolo lo potrete vedere dal vivo e pensate che questa foladora ha una zia, possiamo chiamarla così? Sì, adesso l'abbiamo fatta da sto modello qua, questo è antichissimo, vedi tu Stefano? Quanti anni avrà? Dell'800 di sicuro, perché appunto non era attrezzatura, non era macchina, non era niente, basta che guardiamo a che condizioni che la sa ridotto, diciamo. E lei era uso familiare piccola e qua abbiamo fatto una dimensione tanto più grande perché volevo mettere insieme tante bottiglie, in poche parole. Ascolta, Fabrizio, questi signori chi sono? Allora, questi signori qua è qui che l'ha costruito praticamente. È un falegname Luciano Bersani, storico, e si è messo a disposizione anche a lui perché dai, mi ha detto una mano che abbiamo da fare una roba grande, una roba grossa perché
dovremmo dare un segnale forte, perché che momento che tante buttelotte di sola, ua che ne abbiamo tanta e di conseguenza che ne vuole tante bottiglie, ecco, e allora si è messo a disposizione e adesso sta lavorando per finirla praticamente, ecco. Luciano 1 l'ha costruita e Luciano 2? Ecco, il gaffato è il simo di ua. Ah, che bello. Lei è ancora in via a finire, vedete, non è ancora finita del tutto. Fantastico. Quindi c'è la tradizione dell'uva legata alla tradizione del legno, perché questa è Esatto. una tipica di produzione del mobile. Sì. E questi artigiani, questi artisti hanno creato quest'opera per voi. Esatto. E noi vi aspettiamo alla Festa sull'Aia a Isola della Scala domenica 28 settembre. Nel pomeriggio ci sarà lo spettacolo della pigiatura, ma anche i derivati. Sì, con tutti i prodotti legati al periodo dell'ua. Ovvero? Adesso che abbiamo dato di tutti, che ne Uno, tanti. diciamone uno. Il sugo. E tanta altra roba. Che la che. Tutti i derivati attorno all'ua, che è il periodo lì, che insomma, i faceva il fogazzino con l'ua e basta, non dico più niente, dai, perché sennò dopo che i ventuti lì non va più in fiera a il risotto, dai, ecco. Allora, segnatevi, domenica 28 settembre, anche la confraternita dei nostalgici del Tabar di Sant'Antonio Abate, quindi con Camarise, saranno presenti con lo spettacolo della pigiatura d'altri tempi. E noi vi aspettiamo, vi aspetto anch'io per tastare i sugoli. Chi li fa buoni, bravi, li conosco.